Ismirrionis è un quartiere urbano di Cagliari. Il significato del nome del quartiere è dubbio. La parola Mirrioni in sardo significa morione, ovvero l'elmo militare, forse di origine spagnola, in uso in Europa nei secoli XV-XVII. La zona era frequentata già nell'età del rame, come testimoniano alcuni materiali rinvenuti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'area, tendenzialmente rurale e agricola, comincia ad essere abitata con la costruzione dagli anni 60 di palazzoni e case popolari, crescendo assieme al quartiere di San Michele. Tra i luoghi di interesse troviamo il Parco di Monteclaro, che diviso assieme al quartiere La Vega è ampio ben 25 ettari. Insieme alle grotte del promontorio di Capo Sant'Elia, risulta essere il luogo dei più antichi insediamenti umani della provincia di Cagliari, risalenti al Neolitico. Monteclaro oggi è diventato uno dei parchi pubblici più frequentati della città, soprattutto per fare attività sportive e per salire fino alla cima del colle tramite suggestivi sentieri. Molte le strutture pubbliche, rappresentate dalle storiche scuole di ogni ordine e grado e rinomate università, l'ospedale Santissima Trinità e la Cittadella della Salute. Completano il quadro dei servizi il suggestivo mercato rionale di Via Quirra, il CUS Cagliari e gli uffici degli assessorati della città metropolitana di Cagliari. Quartiere molto vivo e popoloso, offre ottimi investimenti, considerata la forte richiesta di locazioni da parte di studenti universitari. Le quotazioni del mercato immobiliare vanno dai 900 euro ai 2.350 euro a metro quadro, con molta varietà di scelta e di situazioni all'interno di questo abitato denso di storia e colorato di vita quotidiana. Ti è piaciuto questo video? Bene, allora metti un like e seguici per nuove ed importanti informazioni sul mercato immobiliare sardo. Ciao!